parleremo anche di un possibile volo Shanghai-Venezia, che mi pare una buona idea. I due aeroporti stanno parlando e mi auguro si possa incrementare il numero delle presenze turistiche in tutto il Veneto. Poi abbiamo di fronte a noi le Olimpiadi, e avere un volo diretto da Shanghai in Veneto mi pare una scelta giusta, ragionevole e utile per lo sviluppo del turismo. Un accordo per un volo diretto Venezia-Shanghai. All'Università Ca' Foscari il vice premier Antonio Tajani incontra il ministro del commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao. Vogliamo che la Cina rimanga il nostro principale partner commerciale in Asia, ha detto Tajani. Le esportazioni continuano a crescere e vorremmo che proseguissero anche gli investimenti cinesi in Italia e in Veneto. Di scambio di merci, di conoscenza, di tecnologia e di cultura col Veneto e con l'Italia parla anche Wang Wentao, citando a più riprese Marco Polo, di cui si commemorano i 700 anni dalla morte. Sullo sfondo però c'è anche una situazione geopolitica difficile in cui non sempre le identità di vedute sono le stesse. Il dialogo è sempre parte importante della nostra politica estera, della politica del G7, non c'è sempre identità di vedute, ma questo non significa che non debba esserci dialogo. E le crisi aperte non sono poche, a partire dalla guerra in Ucraina, per la quale l'Italia si auspica dalla Cina un impegno di mediazione. La Cina può svolgere un ruolo fondamentale soprattutto per cercare di convincere la Russia a non continuare l'inaccettabile guerra in Ucraina. Mi auguro che la Cina non continui a sostenere anche con forniture militari la Russia. Siamo noi per mantenere lo status quo nell'Indo-Pacifico.